Raffaele Padrone, segretario UGL Sicurezza Friuli Venezia Giulia. Che ne pensa dell'indulto e dell'amnistia? Quest'oggi Renzi ha iniziato la sua campagna elettorale per la segreteria nazionale del PD. Poi inizierà quella per diventare premier del nostro paese. Ebbene, in un passaggio molto interessante, dico la verità, il suo approccio quest'oggi alle elezioni della segreteria del PD, in un passaggio ha detto che l'indulto e l'amnistia sono stati un autogol vero e proprio per il PD, perché questo la gente non lo vuole. E tutto questo fa il paio con le dichiarazioni di Grillo ieri del Movimento 5 Stelle, il quale ha detto chiaramente, sconfessando i suoi senatori, che arrivare a cancellare il reato di clandestinità è come darsi la zappa sui piedi, perché in Italia, che ne dicano alcuni curiali e alcuni mangia a UFO, il reato di clandestinità la gente lo vuole e come, basta andare a leggere i sondaggi. Ecco, ma tutto questo cosa provoca secondo lei? Ma cosa provoca, direttore? Cioè, il fatto che oggi la criminalità aumenta, i dati lo dimostrano, che sono quelli del Ministero dell'Interno, e ci dicono che la criminalità, mi dispiace dirlo, ma i dati sono questi, sono commessi da persone straniere, di tutte le nazionalità. Lo vediamo, no? Poi quando si vanno a fare quei pochi arresti che riusciamo a concretizzare, allora vediamo che sono stranieri, che sono rumeni, alcuni sono albanesi, ma in gran parte tutti i paesi dell'est. Bene, ditemi voi se oggi non possiamo più neppure fermare queste persone, dove andremo a finire? Cioè, eliminare un reato del genere significa veramente legare le mani alle forze dell'ordine. Questo è il problema. Allora, direttore, io mi permetto di non uscire dalla domanda, dal seminato della risposta, ma vede cosa sta succedendo a Lampedusa? Benissimo, ci hanno detto che Lampedusa deve essere la città premiata come premio Nobel. Bene, hanno parlato dei soccorsi, ma non hanno parlato dei soccorritori. Lì ci sono praticamente migliaia di poliziotti, carabinieri che ogni giorno lavorano lì a costi elevati che paghiamo noi contribuenti, poi questi signori ci costano 35 euro al giorno, bene, e abbiamo problemi per pagare le pensioni. Oggi Patti in deroga, se lei ha visto, rischiamo di non pagare neanche più i cassi integrati nostri e dobbiamo continuare a pagare queste persone. Allora dire non facciamo le carceri, buttiamo tutti fuori per non fare carceri nuovi, io non so dove andremo a finire. Grazie. Grazie a voi. Segretario UGL, Influenza Giulia per la sicurezza.